Si contano con il contagocce, eppure il decreto ministeriale che dopo 12 anni ne regolamenterà l'installazione sta per essere emanato. I semafori con il contatore stanno per diventare una realtà obbligatoria anche in Italia. Al momento si trovano sparsi qua e là nel territorio veneto, sono soluzioni adottate dalle singole amministrazioni in fase sperimentale, per lo più in corrispondenza di passaggi pedonali e quasi mai in incroci, definiamoli, delicati, dove sapere quanto manca il passaggio al rosso e quanto dura il giallo aiuterebbe la sicurezza di veicoli e pedoni. Il decreto che disciplina i dispositivi di countdown ha già ottenuto il parere favorevole in conferenza Stato-Città e secondo le direttive europee è stato comunicato alla Commissione europea da parte del Mise. I 3 mesi di pubblicità scadono proprio alla fine di giugno. La sostanza contenuta nel decreto prevede che l'installazione con countdown debba essere abbinata con luci gialle per l'attraversamento pedonabile e ciclabile di luce e nei punti di viabilità definiti critici. Non è ancora chiaro se il meccanismo sarà installato sugli impianti già esistenti o se ce ne saranno di nuovi. Abbiamo percorso il tratto Mira-Stra, territorio veneziano, lungo la cosiddetta bassa parallela alla riviera del Brenta, dove abbiamo individuato un counter in prossimità di un senso unico alternato all'altezza di un restringimento di quella che è una strada per lo più a traffico residenziale, dove vige il limite di 30 km/h e ultimamente è stata costellata di autovelox nel territorio del comune di Dollo. È l'unico in una distanza di più di 15 km lungo la strada principale, tanti semafori, tante telecamere, qualche T-Red e nessun contatore. Invitiamo i telespettatori a segnalare la presenza di semafori con contatore scrivendo alla nostra mail redazione@telepadova.tv per proseguire insieme a voi nella nostra inchiesta.